cosa molto diversa dalle presentazioni che mi hanno preceduto. Allora, premetto subito che non ho la bacchetta magica e quindi non risolverò, non aspettatevi che io risolva i problemi di Venezia. Tutti i giorni sul problema delle grandi navi, almeno nei giornali locali, c'è un articolo, per cui difficile in questo caso dire qualcosa che non sia già stato detto. Io dico questo sostanzialmente. Qual è la miglior soluzione per le navi passeggere? Per esempio, ammettiamo che, come prevede la legge, non devono più passare per il bacino San Marco. Allora, per dove le facciamo passare? E ci sono varie ipotesi. Oppure magari non le facciamo passare per nulla, che sarebbe un'altra delle opzioni possibili. Ecco, queste sono tutte decisioni strategiche che quindi non mi competono e le accennerò solo perché esistono, ma non le risolverò in nessun modo. Quello che abbiamo più semplicemente io e i miei collaboratori, che vedete scritto in basso, è che abbiamo sviluppato un modello matematico, un modello di supporto alle decisioni, di quelli classici, che suggerisce una delle movimentazioni alternative possibili e a chi ovviamente deve prendere le decisioni e poi far movimentare realmente le navi. In sintesi, proprio, poi vedremo un po' di più di dettaglio, qualcosina in più, perché in mezz'ora è difficile presentare un po' la complessità di questo modello. Comunque, in sintesi, il giorno prima, diciamo così, constatate le domande delle navi, sia passeggeri che commerciali, a entrambi i casi, che chiedono di entrare o di uscire o comunque di muoversi all'interno del porto, preferibilmente indicando anche un'ora in cui vorrebbero che l'operazione iniziasse, e chiedono di andare da una certa banchina, andare verso una certa banchina dove possono utilizzare certi servizi. Vista la struttura del porto, cioè quali sono i canali navigabili, qual è la loro larghezza, profondità, eccetera, viste le condizioni meteo marine, cioè c'è nebbia, ci sarà nebbia, c'è acqua alta e quant'altro, vista anche la richiesta di eventuali rimorchiatori per quelle navi che richiedono l'uso di tali rimorchiatori, preso nota delle ordinanze delle capitanerie di porto, cioè insomma preso nota delle regole per transitare con una certa sicurezza per i canali, tutto ciò, diciamo, premesso, il nostro modello suggerisce uno scheduling sostanzialmente, un'organizzazione dei movimenti tendente a ottimizzare una funzione, tra virgolette, di costo, nel senso che non è proprio un vero e proprio costo monetario, può essere anche semplicemente una riduzione dei tempi, di questi costi, insomma una funzione di costo complessivo. Questo modello serve non solo a proporre soluzioni, a proporre quindi questo scheduling, ma anche a simulare scenari alternativi, quali per esempio potrebbero essere quelli di transitare le navi passeggeri, tutte quelle al di sopra per esempio di un certo tonnellaggio, non più per il bacino San Marco, come attualmente già una legge prevede, ma per esempio per il canale Malamocco-Marghera e da lì poi per esempio per il canale delle Trezze, oppure in parte farlo transitare per il canale dietro la Giudecca o per il canale Contorta Sant'Angelo, supponendo ovviamente che questi canali esistano e siano transitabili e siano navigabili, cosa che al momento, almeno per alcuni, ancora non è. Ecco, cosa succede in ciascuna di queste alternative?
Punto di domanda. Cosa succede in termini di quanto tempo ci mettono poi le navi per entrare, per fare questi percorsi? Collidono nei tempi l'una all'altra? Cosa succede complessivamente nell'arco della giornata? Ecco, tutto questo può essere esaminato dal nostro modello. Ma non solo, per esempio si chiude il Mose, supponiamo esista. Allora, la chiusura del Mose che implicazioni ha nei giorni in cui verrà chiuso? Implicazioni nella movimentazione delle navi. Allora, quindi parlo di un modello che serve all'ottimizzare la movimentazione delle navi nel porto di Venezia, ovviamente adattandosi alle varie situazioni che si possono verificare. Sostanzialmente è un modello quindi di Information Communication Technology che ha come obiettivi degli obiettivi intermedi e degli obiettivi primari e degli obiettivi finali. Un obiettivo intermedio è stato quello dell'analisi dei dati AIS, dirò subito qualcosa in più. Un altro obiettivo intermedio è stato la creazione di un database completo che raccolga tutte le informazioni che servono, almeno tutte quelle che noi pensiamo servano. Poi si può sempre implementare ulteriormente. L'obiettivo primario è quello di schedulare le navi, cioè l'orario, i tempi, la movimentazione delle navi. Assegnare i rimorchiatori a quelle che le richiedono, ovviamente, ed eventualmente, e anche diciamo, simulare nuove situazioni, variazioni, eccetera. Quindi, in definitiva, un modello matematico. Allora, entriamo nel vivo di questo. AIS è acronimo di Automatic Identification System, è il sistema automatico di tracciamento utilizzato dalle navi. Attualmente le navi sono dotate di questo sistema. È di fatto un transponder completamente automatizzato che trasmette e riceve un gran numero di informazioni riguardanti le navi e le unità navali, insomma, presenti in una certa zona e viene utilizzato da noi principalmente per ricavarne la posizione, la velocità, eccetera. La raccolta di questi dati IS che vengono trasmessi via radio continuamente, di fatto possono essere raccolti ogni tot minuti, questa raccolta di questi dati e la loro elaborazione informatica consente di ottenere appunto preziose informazioni per il controllo del traffico navale, soprattutto di quello portuale, e io faccio riferimento al porto di Venezia in questa presentazione, ma il modello potrebbe adattarsi a qualunque altro porto. Un altro aspetto da considerare è l'analisi della struttura del porto. A Venezia abbiamo 2 varchi di accesso, praticamente 2 bocche di porto, come vengono dette, Malamocco Alberoni, utilizzata per il traffico commerciale, e il porto e la bocca, diciamo, di San Nicolò, utilizzata attualmente per il traffico passeggeri. Ovviamente limitazioni a questo traffico sono previste, per esempio, con l'entrata in funzione del Mose. Allora, qui potete vedere com'è la cartina di Venezia, soprattutto del porto di Venezia, i due ingressi possibili, questo quello di San Nicolò, quello sotto si vede, no? Sì. Ecco, quello di Malamocco, qui passano le navi commerciali, questa è l'area di Marghera dove sostano generalmente le navi commerciali, mentre le navi passeggere transitano per la bocca di San Nicolò, questo attualmente, passano davanti il bacino San Marco, ecco qua, e vanno a finire a Marittima, che è questa zona qua. Questa è la situazione del porto di Venezia. Torniamo al nostro modello. Allora, obiettivo primario, obiettivo finale, come abbiamo detto. Allora, sviluppo di un modello matematico per lo scheduling delle navi, l'assegnazione dei rimorchiatori e eventualmente la simulazione,
che permetta ovviamente una gestione ottimale in termini di costi complessivi o anche costi equivalenti, insomma di una funzione costo che possiamo anche adattare o cambiare quando si voglia. Tutto questo nel traffico di porti con particolare riferimento al porto di Venezia. Una delle prime cose che abbiamo dovuto fare è quella di, in qualche maniera, e la vediamo come esempio nel percorso delle navi passeggere, qui è un po', è un po' dilatata, distorta questa immagine, ma spero si capisca. Il percorso che è questo delle navi passeggere, qui siamo alla Marittima, qui in basso a sinistra c'è la Marittima, le zone principali di percorso le abbiamo individuate, le abbiamo divise, queste linee sono tutte geolocalizzate, tutto il lavoro del modello ha come struttura base le coordinate latitudine e longitudine di ogni punto che ci interessa, e all'interno di queste zone, queste ben individuate, appunto, vedete qui ne sono elencate 9, ci sono delle regole che sono dettate dalla Capitaneria di Porto o altre informazioni che abbiamo, che in qualche maniera le navi devono rispettare. Una nave passeggeri fa, lo vediamo meglio in questo momento, un percorso di questo tipo, almeno quelle più grandi e anche quelle più piccole, ma non tutte proprio. Comunque la maggior parte. Questa è la Marittima e questo è il percorso davanti al bacino San Marco. Qui vediamo un dettaglio di Imblè, vedete una proprio rappresentazione dei dati AIS di una nave particolare che è andata a ormeggiarsi in una banchina della Marittima e che nell'ultimo tratto ha fatto un percorso che qui appunto potete vedere in Blè. Qui tutto questo ci permette di calcolare, per esempio qui vedete questo tratto giallo, serviva più che altro per vedere se riuscivamo a calcolare bene le distanze. Qui in questa zona è possibile che la nave faccia delle manovre, tra cui per esempio cambiare direzione, ruotare, cosa che non può in generale fare durante il percorso lungo il canale. Obiettivi intermedi di questo modello. Sviluppo e implementazione di un database. Questo database raccoglie tutte le informazioni, speriamo tutte, eventualmente si può implementare, ripeto, che ci necessitano, cioè la struttura fisica del porto, cioè quali sono i canali, quanto sono navigabili, che caratteristiche hanno e soprattutto con quali coordinate iniziano e terminano. Le richieste di movimentazione navi, le caratteristiche fisiche delle navi e dei rimorchiatori, ovviamente dobbiamo mettere dentro in questo database anche tutte le caratteristiche appunto di questi oggetti che si muovono all'interno del porto. Le ordinanze, dobbiamo tenere le ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto per capire quali sono le regole con cui si effettua la navigazione e poi deve tener conto appunto delle condizioni meteo marine. Allora, questo modello come primo passo organizza la schedulazione delle navi, eventualmente può fare anche simulazioni. Schedulazione ottima vuol dire propone una organizzazione del traffico ottimo secondo certi criteri, nel rispetto ovviamente delle tempistiche di inizio di movimento stabilite ex ante, tra poco diremo ancora, ma stabilite ex ante vuol dire sulla base delle richieste che il giorno prima le compagnie di navigazione hanno presentando vorrei entrare con questa nave e con questo orario possibilmente. Secondo passo, dopo aver ottenuto una schedulazione ammissibile per le navi, secondo passo è l'assegnazione dei rimorchiatori. L'assegnazione ottima dei rimorchiatori ovviamente nel rispetto della schedulazione che prima è stata trovata.
Vediamo un attimino più in dettaglio la schedulazione o anche l'eventuale simulazione, se si vuole cambiare qualcosa, delle navi. Abbiamo vari tipi di schedulazione, sono previste dal modello vari tipi di schedulazione, una base, un'avanzata, eccetera. Sostanzialmente la schedulazione base cerca di fare, appunto, di organizzare la movimentazione delle navi nel rispetto rigoroso dei tempi di inizio richiesti. Una schedulazione avanzata invece diciamo ammette che ci si possa allontanare di poco da questi tempi richiesti e quindi ipotizza che esista una finestra temporale entro la quale ci si può muovere. Ad esempio, se la nave richiede di poter partire dalla rada, entrare nel porto alle 6:30 della mattina, supponiamo una schedulazione avanzata dice vabbè, insomma tu chiedi alle 6:30, io posso organizzare intanto il mio modello, farlo girare, ammettendo che potrebbe andare bene se ti do un orario dalle 6:15 alle 6:45, cioè un quarto d'ora prima o un quarto d'ora dopo, o mezz'ora prima, mezz'ora dopo, eccetera. Insomma, una finestra temporale ammissibile. Oppure una schedulazione on demand, cioè succedono eventi, e questo aspetto riguarda più la simulazione che la schedulazione, comunque insomma succedono eventi inattesi, c'è una nave in più non prevista, arriva, deve assolutamente passare per altri motivi, che appunto chi ha il potere decisionale accetterà o meno, e allora bisogna rifare la schedulazione, insomma una schedulazione on demand. Poi può esserci anche una simulazione tattica, simulazione di traffico passeggeri o commerciale specificato utente, cioè chi usa questo modello può inventarsi una simulazione, può inventarsi l'arrivo di alcune navi con certe caratteristiche e con certi orari e quindi vedere cosa succede. Oppure una simulazione strategica, insomma, con altre specifiche. Secondo passo, una volta fatta la schedulazione, è l'assegnazione dei rimorchiatori. Anche qui ci sono vari tipi di assegnazione. Un'assegnazione base, cioè che tenta di minimizzare il tempo di utilizzo totale, oppure più avanzata con una variante 1, e allora cerca di minimizzare il tempo di servizio totale, oppure il tempo morto, cerchiamo di minimizzare i tempi morti totali, perché tra l'inizio di un servizio, tra la fine di un servizio e l'inizio di un servizio successivo ci sono i cosiddetti tempi morti e anche questo si possono tentare di minimizzare. Poi altre analisi di utilizzo scarse, assegnazione simulata, eccetera, insomma, tutte differenze ma dello stesso concetto, secondo me, dal punto di vista logico. Come funziona la schedulazione delle navi? Allora, c'è di dietro a tutto questo nel modello un metodo euristico iterativo. Metodo euristico vuol dire quindi che non garantisce di trovare la soluzione ottima in assoluto, ma che trova di fatto per tentativi euristici una buona soluzione. Di fatto si parte da una sequenza di movimentazione delle navi ammissibile, con tutti i vincoli che abbiamo detto, e una volta partito da questa si cambiano un movimento alla volta cercando di ottenere un valore ottimo migliore, cioè quindi per esempio riducendo i ritardi complessivi. Poi la seconda fase è l'assegnazione dei rimorchiatori. Questo invece è un sottomodello matematico che segue un metodo esatto. Cioè qui siamo sicuri di avere la soluzione ottima, date ovviamente tutti i vincoli. Date le navi da servire, eccetera, e individuato il percorso delle navi, noi individuiamo per i rimorchiatori un percorso a costo minimo. E appunto cerchiamo di individuare gli istanti e le posizioni ottime di inizio, di completamento del servizio e così via, insomma, per servire appunto la nave. Ogni opzione della schedulazione delle navi
può essere abbinata con ogni opzione dell'assegnazione dei rimorchiatori. Ecco, la cosa interessante è che di questo modello, che già esiste, già è stato implementato, è che la schedulazione delle navi più l'assegnazione dei rimorchiatori richiede al massimo qualche minuto di elaborazione. Cioè, insomma, tutta l'elaborazione non dura più di 4 o 5 minuti su un computer di capacità media. Per computer di media capacità intendo quelli che abbiamo più o meno tutti sulla scrivania e che costano intorno, insomma, ai 2.000 euro, niente di più. 2 parole sull'organizzazione del porto. Allora, nel porto di Venezia le agenzie marittime sottomettono le richieste di movimentazione, arrivi, partenze o movimentazioni interne il giorno prima. Ovviamente le richieste che vengono fornite elettronicamente, ormai non si usa più la carta, si usava fino a alcuni anni fa. Adesso tutte le istanze vengono per via informatica. Allora, le richieste forniscono informazioni sulle caratteristiche, sul carico, sugli istanti desiderati in movimentazione, sugli ancoraggi, cioè rada da cui parto, sull'ancoraggio finale dove voglio arrivare, eccetera, sul numero dei rimorchiatori e dei piloti che mi necessitano e così via. Sulla base di tali richieste, delle condizioni meteo marittime, ripeto, nebbia, acqua alta sono le 2 principali, ma ce ne possono essere tante altre, e delle posizioni delle navi già presenti in porto che indicano che alcune, per esempio, panchine sono occupate. La Capitaneria di Porto autorizza ogni giorno i movimenti delle navi e le assegnazioni dei rimorchiatori. Allora, dal nostro punto di vista, il nostro modello, noi abbiamo individuato dei punti di navigazione con le loro coordinate geografiche e questi sono, esemplificando, gli ancoraggi, le rade, la rada del Lido di Malamocco e altri punti in cui da cui i rimorchiatori partono e in cui arrivano, no? Per eseguire i loro servizi navi. Come dettaglio vi dico che abbiamo le coordinate geografiche di ogni bitta praticamente anche sulle banchine, per cui il dettaglio è molto spinto. I punti di connessione, punti importanti sono i punti di connessione tra i canali e poi altri punti di manovra non elencati, insomma, precedentemente, per esempio per particolari operazioni come il cambio di turno dei piloti o altre cose del genere. E questo di fatto rientra da un punto di vista di formalizzazione matematica all'interno di un port scheduling problem. È un port scheduling problem, brevemente PSP, no? Può essere così riassunto, problema di port scheduling problem, appunto. Dato un insieme di richieste di movimenti, date le posizioni iniziali delle navi e dei rimorchiatori, determinare una schedulazione ottimale degli spostamenti nel rispetto delle vie di transito percorribili, delle ordinanze della Capitaneria di Porto e delle condizioni meteo marine. Cosa vuol dire ottimale, però? Chiaramente si tratta di un problema multiobiettivo. Quindi non c'è un unico obiettivo, in cui differenti appunto attori o decisori o come vogliamo chiamarli, perseguono a volte, anzi molto spesso, fini diversi, spesso anche contrapposti. Ne metto alcuni: le compagnie di navigazione, le compagnie di rimorchiatori di piloti, la pubblica amministrazione, principalmente il comune, le autorità marittime, potrebbero entrare anche queste nella logica pubblica amministrazione, insomma comunque tutti decisori che entrano in questo, nell'obiettivo della decisione. Quanto? 2 minuti? Ah, proprio. Vabbè, allora vi mostro solo che risultati e confronti. Allora, abbiamo preso esempio il 13 luglio 2011. 13 luglio 2011 non è un giorno particolarmente, un giorno dentro la settimana non particolarmente affollato. C'erano 12 movimenti, di cui 6 grandi navi o traghetti di grandi dimensioni e 18 movimenti di traffico commerciale. Il nostro modello è
il prototipo, diciamo, del nostro modello, alla fine, vabbè, allora prendiamo, la realtà sarebbe stata la richiesta delle agenzie marittime. Rispetto alla richiesta, quello che è realmente avvenuto è praticamente una completa aderenza alle richieste ricevute. Infatti il ritardo totale è di 13 minuti, che mi pare altamente trascurabile. Abbiamo provato a far girare con le stesse richieste il nostro modello, ci ha dato alla fine un ritardo di 9 minuti. Mi pare che, al di là del fatto che il miglioramento sembra sensibile, le differenze sono del tutto trascurabili. Infatti nel traffico commerciale addirittura si passa da 55 minuti di ritardo, cioè ritardo vuol dire che è avvenuta un trasferimento delle navi con dei tempi totali che hanno dato 55, totali e per tutto il traffico della giornata hanno dato 55 minuti rispetto alle richieste, quindi diciamo, noi abbiamo fatto 54, così via, posso andare avanti così. Per esempio sui rimorchiatori, il confronto sempre il 13 luglio, quel giorno sono stati utilizzati 11 rimorchiatori, lo vedete in questa colonna sotto 11. I minuti totali del nostro prototipo, li vedete qui sotto. Noi abbiamo provato a simulare, avessimo avuto 16 rimorchiatori, allora cosa avremmo ottenuto? Utilizziamone 10, cosa avremmo ottenuto? Utilizziamone 7 e cosa abbiamo ottenuto? Insomma, questo si possono fare tutta una serie di diciamo così, di simulazioni. Il 30 luglio ve lo risparmio, è migliore perché c'era maggior traffico, è migliore di quello che è avvenuto il 13 luglio, però insomma non è questo l'importante. L'importante è dire che sostanzialmente due risultati abbiamo ottenuti. I risultati del prototipo che noi abbiamo visto non sono peggiori di quello che è avvenuto. E quindi questo vuol dire che il prototipo computer, il programma sul computer, opera con una professionalità, diciamo, circa pari a quella degli operatori. Ma c'è un altro risvolto, che gli operatori agiscono bene, perché i tempi sono rispettati di fatto e quindi sono altamente professionali. Quelli che adesso danno operativamente diciamo, i consensi, eccetera, lavorano decisamente molto bene. Quindi i risultati ottenuti sono stati ottenuti ovviamente osservando rigorosamente i tempi di minuti, eccetera. Possiamo fare simulazioni, 2 parole. Allora, una simulazione che abbiamo tentato subito è, mi pare evidente in questo momento, spostiamo tutto il traffico passeggeri lungo il canale dei Petroli, lungo il canale Malamocco. Cioè non passiamo più per il bacino San Marco, ma facciamo passare tutto. Se facciamo passare per il canale di Malamocco, qui si pongono 3 alternative in discussione, no? Le leggete su tutti i giornali: o andiamo per il canale Contorta Sant'Angelo, o andiamo per il canale delle Trezze, o andiamo per il canale Vittorio Emanuele III. Questo per quanto riguarda il traffico passeggeri, perché quello invece commerciale si ferma ovviamente a Marghera, e nell'ipotesi di voler portare il traffico passeggeri tutto in marittima, perché potrebbe anche un'altra ipotesi che si ferma tutta Marghera. Insomma, facendo questo al 13 luglio, alla fine vi lascio perdere tutte le tabelle, incroci, le incompatibilità, le differenze, eccetera. Insomma, abbiamo trovato un ritardo totale rispetto alla realtà di 38 ore e 13 minuti per il 13 luglio 2011. Cioè vuol dire, insomma, un ritardo medio per movimento di quel giorno di 1 ora e 13 minuti. Insomma, se noi il canale, per capirci perché questo ritardo, il canale è a senso unico, finché si va in una direzione tutti gli altri devono star fermi, no? Non è che una nave può andare in direzione opposta, finché la nave o il convoglio va in entrata, ovviamente finché non è arrivata, non si è sistemata in modo tale da non andare in tralcio, gli altri non possono partire. Quindi insomma tutto sommato per quel giorno non sarebbe stata una cosa totalmente, diciamo, incompatibile. Vi mostro solo un'altra ipotesi, quella del Mose, la conca, un'altra simulazione possibile. Se è in funzione la conca è un passaggio che nel caso di chiusura del Mose consente ad alcune navi lo stesso di transitare, con una certa difficoltà,
perché ci sono delle chiuse da alzare e prendere, però insomma si può fare. Ecco, di questo non abbiamo sufficienti dati al momento e quindi insomma dico solo che era una particolare cosa che potevamo fare. Altra cosa da sottolineare sono i sottoprodotti di questo database, ma non abbiamo tempo a presentarli. Vi dico solo due parole, anzi una parola sulle ordinanze, perché le ordinanze sono scritte in un linguaggio naturale umano, le ordinanze di Capitaneria di Porto. Noi abbiamo posto il problema di tradurle in qualcosa che si può introdurre in un computer. E questo ha suscitato grande interesse anche nei ministeri competenti, perché non si fa attualmente, insomma, e quindi stiamo dando dei suggerimenti di come scrivere anche le ordinanze della Capitaneria in modo che siano poi facilmente traducibili a computer. Vi ho detto grandi navi, inchini, mose, cosa sono inchini? Mi ha chiesto cosa sono prima. Inchini sarebbero passaggi un po' troppo ravvicinati delle navi per mostrare un certo rispetto verso qualcuno o qualche istituzione. Sono avvengono, il nostro modello può dire, prende i dati AIS e va a vedere se sono passati più vicini o più lontani da certi posti, insomma, e quindi tutte le altre cose di cui ho parlato, ma mi pare che basta così. Grazie.